qui in studio Giorgio Tronca di Prima il Veneto. Buonasera Tronca. Buonasera. Su Alex Marangoni, ragazzo morto dopo un rito all'interno dell'abbazia di Vidoro. Giorgio Tronca, è d'accordo con quanto si diceva su una grossa dose di ingenuità da parte di un po' di tutti, no? Poi anche sulla rete si finisce spesso, si crede spesso per esempio a delle fake news. Direttore, l'argomento è delicatissimo ed è difficile esprimere un parere su una tragedia come questa, un parere personale che comunque può influenzare una situazione già molto critica e delicata. Però il mio appunto, io ho sentito vari commenti, varie ipotesi, sullo stato attuale, sul perché succedono queste cose qua. E allora volevo ricordarsi, ho sentito prima giustamente anche che si parlava della società, che potrebbe essere anche la colpevole, la società in cui viviamo. Qualcuno ha detto di sì, qualcuno ha detto di no. Beh, io ho un parere mio personale che cercherò di esprimere nel modo più chiaro possibile. Noi siamo reduci da eventi che stanno praticamente sgretolando le basi della nostra esistenza. E questo è un argomento molto delicato. Abbiamo avuto pandemie che hanno portato un problema sociale che secondo me c'è ancora, che non è trascurabile in tutto questo che sta succedendo. Abbiamo guerre dove non sappiamo che valore abbiamo noi, cioè cosa possiamo fare per fare in modo che queste guerre finiscano. Subiamo costantemente, siamo tutti terrorizzati. E io mi metto nei panni dei giovani. I giovani si trovano in una situazione, sì è vero, il giovane va sempre in giro col telefonino, il giovane si isola, sembra volutamente. Io direi no, non è così. Il giovane è sempre più isolato, ma la causa è la società in cui stiamo vivendo. Perché la società in cui stiamo vivendo sta perdendo appunto quelle radici che avevano portato la stabilità, una forte stabilità, e che adesso non ci sono più. Non abbiamo più certezze, sicurezze. È stato detto la famiglia, giustamente, ottimo intervento, quello relativo ai nonni. Quando ha parlato di un mese prima per quando ha parlato dei nonni, no? Perché in sostanza è vero, concordo con quello che hai detto, anzi, lo dico nella mia lingua perché penso che tu capisci bene se parlo con la mia lingua, no? Allora mi dico, i nostri nonni mi insegnavano le robe basilari, ma per vivere la vita nel miglior modo possibile. Cioè, c'erano tanti fattori che dopo ti capisci col tempo. Per esempio, te domandi come mai mi mandava sempre messa la domenica, come mai mi mandava il catechismo, perché mi faceva. Cioè, c'è tante robe che adesso, ormai quasi 60 anni, che comincio veramente a capire che il valore di queste robe qua. Allora, mi posso condividere o no, per esempio, andare a messa, ma il fare parte di una comunità come che ero mi da boccia, cioè dare catechismo, dare le caramelle, cioè tutte robe che ti insegna a socializzare, cioè a stare con la gente. Adesso non siamo più abituati a queste robe qua, adesso ognuno pensa perfettamente ai fatti sui. Rendiamoci conto che 20 anni fa la gente per andare fuori da casa, e parlo di tosi giovani, perché mi direttore non mi ha vaccinato, io dico chiaramente, mi parlo di quei tosi che
mica con 50 anni posso vivere anche senza andare in discoteca, senza andare a stadio, senza andare, posso rinunciare a tante piccole robe, no? Ma costringere uno a fare qualcosa per poter vivere, direttore, perché se proprio vivere non è fare qualcosa che sia un surplus, qualcosa che se proprio vivere, direttore, cioè se dobbiamo bloccare e adesso pretendiamo che questi tosi qua, questi ragazzi, questi giovani qua, pretendiamo che sia corretti, che facciano robe fatte bene, che no, ma dobbiamo cavare la libertà. Ci sono anche dei pessimi modelli, no? Attraverso diciamo, la rete, tanti rimangono ma certo, ma influenzati dagli influencer. Certissimo, cioè, direttore. i modelli del successo sicuro, garantito e necessario, quando invece uno deve fare la sua vita, passare fare i vari gradini per maturare, per migliorare anche professionalmente, per crearsi un futuro. Invece qua si fa pensare ai ragazzi che tutto sia dovuto e tutto sia facile da conquistare. No? Volevo dire un'altra cosa però. Sì. Noi gli altri, scusami se a volte parlo italiano, qualche volta parlo anche altre lingue, ma gli altri sottovalutiamo un attimo i giovani, li stiamo sottovalutando, crediamo che sia proprio intorpidire. Ora, ricordiamoci che quello strumento che ha, non dico 24 ore, ma dico, va bene, 30 ore al giorno, che non può neanche essere, no? Ma la SEANC è una fonte di informazione incredibile e queste persone qua, i giovani, e in un attimo sa tante robe che mica come sono nella vita. Certo, io ricordo per esempio quando nei giornali si doveva scrivere un articolo, si andava in archivio, ti davano un bustone con dentro le foto, i ritagli degli articoli, devi stare lì a cercare. Adesso schiacci 3 tasti e sai tutto, vita, morte, miracoli. Allora chiudiamo sui missili, sulle armi con Giorgio Tronca. Allora, mi voglio fare un piccolo appunto sulla pace in generale, cioè come che vedo io, no? 2 mesi fa, 10-12 maggio, che c'è stata la festa degli alpini a Vicenza. È stata una bella festa, un sacco di gente, un sacco di bandierine colorate, no? Nei striscioni davanti che era messo pace e assistenza e tutto. Gli alpini hanno fatto un lavoro bellissimo. Media Nord-Est altrettanto, direttore, ha fatto un lavoro stupendo. Grazie. Mi domandavo, però che strano, no? Qua pensavo, uno parla di pace e dopo viene fuori che la bandiera che era sventolata dappertutto fornisse armi per la guerra, no? Ho trovato un controsenso, invece di mettere una roba davanti a un direttore che è un gonfalone che è meraviglioso, che mi adoro e stimo. Su che libro che c'è sotto la zampa del leone, scritto Pax Tibi Marce, Evangelista Meus, no? Che vuol dire pace a te Marco, mio evangelista, sostanzialmente. Dopo che c'è un'altra parte che non è stata scritta, che però è altrettanto importante. E ora mi dico, quale bandiera in Veneto può rappresentare nel modo migliore la pace proprio in sé, proprio che è, se non quella bandiera lì. Dunque mi sento stare molto contento che alla festa degli alpini vi fosse molte più, che non ho viste parecchie, però in teoria dovessero essere molte di più. Grazie Tronca, grazie molte, dobbiamo chiudere, ringrazio tutti i nostri telespettatori. E qui in studio Giorgio Tronca di Prima il Veneto, grazie Tronca. Buonasera, ciao a tutti, Prima il Veneto, punto.